Contro i tagli paventati dalla legge di stabilità sono volate parole forti a Roma con la presidente del Friuli e vice segretaria nazionale del PD Deborah Serracchiani, che ha lasciato la riunione della conferenza delle regioni. 400 milioni di euro i tagli previsti al bilancio veneto, tanto che il presidente Luca Zaia annuncia che impugnerà la manovra davanti alla Corte Costituzionale. Ben venga il taglio delle tasse, ben vengano questi 18 miliardi di taglio di tasse, dall'altro dico che non puoi poi fare in modo che questi 18 miliardi li vai a recuperare dal bilancio della sanità o dal dissesto idrogeologico, perché mi chiedo per quale motivo non si applichino i costi standard e si dice che i 18 miliardi di taglio delle tasse li vado a recuperare ad esempio in Sicilia, che ha 22.000 forestali contro i 400 del Veneto. Una legge contro cui ribellarsi, ha aggiunto Zaia, inferocito con il governo Renzi. Noi sulla sanità abbiamo già risparmiato. La sanità nostra è la più virtuosa d'Italia, lo dice il governo, siamo regione di riferimento, però è altrettanto vero che un taglio orizzontale come quello proposto nella legge di stabilità a noi ci mette nella condizione di non riuscire più magari a fornire il pasto in ospedale. Zero tagli alla sanità, quindi né nuovi ticket, lo conferma l'assessore. Ma per quanto ci riguarda come Regione Veneto non abbiamo mai imposto l'addizionale IRPEF a beneficio della sanità e non lo faremo sicuramente in questo periodo dove la congiuntura negativa morde e dove tutte quante le famiglie risentono di questa situazione economica assolutamente disagiata. Faremo ricorso contro la legge di stabilità, conferma Zaia. Lo avevamo fatto 4 anni fa contro Berlusconi che aveva messo 10 euro di ticket. Figuriamoci se non lo faremo contro una legge che vuole tagliare 400 milioni di euro al Veneto. La guerra è appena iniziata.